Operazione Fork eseguita dai carabinieri con 5 misure cautelari per estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti a Licata. I carabinieri della compagnia di Licata, col supporto di quelli dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia e quelli del nucleo Cinofini di Palermo, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale procura a carico di 5 licatesi, tra cui 2 ventunenni, un diciottenne e 2 ventiduenni, gravemente indiziati a vario titolo di reati di estorsione aggravata, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata in concorso, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini poste in essere coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento è emerso che gli indagati in 3 diversi episodi a vario titolo durante la scorsa settimana, al fine di estorcere somme che andavano da 500 a 1000 euro, hanno aggredito in casa a calci e pugni una donna e un uomo, ferendo quest'ultimo alla testa con una forchetta, per poi farsi consegnare la carta di inclusione da cui hanno prelevato il denaro presente. Gli aggressori hanno minacciato di morte le vittime nel caso avessero denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Uno degli arrestati è anche indiziato di avere spacciato un quantitativo imprecisato di sostanze stupefacenti sin dal giugno 2023 a varie persone. Nel corso delle perquisizioni i militari operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 3 kg di marijuana, 45 grammi di hashish, materiale da taglio e confezionamento della sostanza, una pistola giocattolo senza il tappo rosso, nonché svariati telefoni cellulari. Il materiale sarà ovviamente custodito in attesa di essere meglio analizzato. Nell'ambito dell'esecuzione altresì è stato anche segnalato un sesto indagato, una persona egiziana di 23 anni, attinto di decreto di perquisizione, presso la cui abitazione è stato rinvenuto un quantitativo di circa 4,5 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, un indagato è stato portato alla casa circondariale di Agrigento, una tradotta agli arresti domiciliari e 3 sottoposti all'obbligo di dimora, così come disposto dall'autorità giudiziaria.